Buongiorno da Sicilia, 24 i titoli del telegiornale. Niscemi muore in un incidente stradale sulla strada provinciale La Piccola Aurora. Gravemente feriti la madre, che era alla guida, e i fratellini di 7 e 4 anni. La tragedia in un tratto che ha già provocato altri 5 morti. Catania, gli sfollati di Trappeto Nord attendono risposte per un alloggio stabile. Oggi un incontro con il sindaco Trantino. Ricoverata al CCPM di Taormina, è grave la bimba di 18 mesi che ha ingerito una piccola batteria. Da ieri al Policlinico di Messina un altro bimbo ustionato che aveva avvicinato alla bocca un cavo elettrico. Attesa in giornata la decisione del Tribunale amministrativo regionale sulla procreazione assistita con il Servizio Sanitario Nazionale. Quasi 5.000 coppie siciliane aspettano il sì del via libera. Inaugurato a Sciacca un ospedale di comunità per offrire ricoveri brevi, è il primo nella provincia di Agrigento. Calciomercato, il Palermo chiude per Magnani e sogna il colpo in attacco in Serie C. Il Catania ufficializza Dal Monte e lavora per rafforzare altri reparti. Calcio, Trapani nel caos, salta anche la panchina di Capuano, in arrivo Cangelosi. Bentrovati, apriamo con il grave incidente stradale sulla strada provinciale 11 nei pressi di Niscemi. È morta una bambina di soli 9 anni. È ferita gravemente la mamma che era alla guida dell'auto e i 2 fratellini di 7 e 4 anni. La tragedia si è consumata questa mattina, poco dopo le 8. Sentiamo Gerry Italia. Tragedia della strada questa mattina poco dopo le 8 sulla SP11 appena fuori Niscemi. Un incidente violentissimo ha spezzato la vita della piccola Aurora, una bambina di 9 anni, e ha lasciato gravemente feriti la madre, 36 anni, e i suoi 2 fratellini di 7 e 4 anni. La mamma stava accompagnando i bambini a scuola come ogni giorno. La banda guidata dalla giovane mamma usciva proprio da quella curva quando, forse a causa dell'umidità della mattina che ha reso la strada molto scivolosa, ha perso il controllo. La macchina è andata in dessacoda, è sbandato più volte e poi si è schiantata proprio qui, nell'angolo di questo muretto, dal lato passeggero. Dopo lo schianto, Aurora viene sbalzata fuori dall'abitacolo, finendo diversi metri più in là, tra la polvere dello sterrato. A pochi passi, un gruppo di operai al lavoro in una villetta sente lo schianto, lasciano tutto e corrono, chiamano i soccorsi. Pochi minuti dopo arrivano le ambulanze del 118. Aurora è ancora lì, ma le sue condizioni sono gravissime. La trasportano al Vittorio Emanuele di Gela. I medici lottano per rianimarla, ma tutto è inutile. La madre, ferita in modo critico, viene ricoverata d'urgenza. I suoi 2 figli più piccoli, per fortuna, riportano solo lesioni lievi. Su quel tratto di strada, all'apparenza innocuo, si sono verificati numerosi incidenti mortali in pochissimo tempo, 5 vittime in 3 anni. La comunità locale non è sorpresa, come spiega Carmelo, un residente. Lui stesso, ormai rassegnato, ha dovuto installare dei catarifrangenti sul muretto di casa per evitare che le auto ci finiscano contro. Abbiamo raccolto le firme per poter fare qualcosa, almeno che so, mettere dei velox, dei radar per impaurire un po'. L'unica cosa che hanno fatto, hanno messo il limite di velocità 40 e in più quelle segnaletiche che ti indicano la velocità a quanto corre, ma a me mi sembra una cosa che giustifica ancora di più a correre più veloce, al contrario di diminuire. Gli agenti del commissariato di polizia di Niscemi hanno eseguito in mattinata i rilievi e gli accertamenti investigativi per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Con loro i vigili del fuoco, i militari del reparto territoriale di Gela, dal comando stazione di Niscemi, con il supporto della polizia municipale. E adesso a Catania, a distanza di una settimana esatta dall'esplosione, gli sfollati della zona di Trappeto Nord della città attendono risposte. Oggi le attendono al comune di Catania nell'incontro con il sindaco Trantino. Ma sentiamo Tonino De Mana. Mentre si grida al miracolo di Sant'Agata e il riferimento è al fatto che non ci sono state vittime, nonostante la micidiale esplosione che ha squarciato 2 palazzine, gli sfollati di Trappeto Nord chiedono ora risposte concrete. Hanno aspettato alcuni giorni, poi hanno deciso di fare la voce grossa minacciando di bloccare la Santa. Così ieri sera il sindaco Trantino si è recato direttamente nel camping dove sono alloggiati per incontrarli, ed il bis è in corso a Palazzo degli Elefanti per un incontro operativo che vede tutti gli attori protagonisti seduti attorno a un tavolo.
tavolo. Dal comune a Catania Rete Gas, dalle forze dell'ordine agli sfollati. Lo vedete in queste immagini, gentilmente concesse prima che si chiudessero le porte alla stampa. L'incontro ancora in corso serve per trovare una soluzione abitativa alle 32 famiglie rimaste senza casa. E nella zona mancano ancora gas e certezze. La cosa più grave non è soltanto che le famiglie non lo sanno, non lo sappiamo neanche noi consiglieri. Abbiamo posto domande nelle commissioni, abbiamo chiesto chiarimenti. Ancora nessuno è venuto a riferirci in commissione qual è l'azione che sta compiendo l'amministrazione insieme alla Catania Rete Gas. Non sappiamo nulla. È passata una settimana e ancora si cerca di individuare la perdita di gas. E questo è l'altro problema più grave. Cioè, l'azienda conosce la rete, non esistono dei bypass, non esistono dei sistemi che consentano di ridistribuire di nuovo la fornitura in maniera diversificata, isolando le aree che sono state colpite dall'esplosione. Tanto è vero che al Policlinico hanno dovuto utilizzare il carro bombolaio perché non possono ripristinare la fornitura di gas. E questo è davvero grave. Vorrei capire poi i costi di questo intervento chi li pagherà? La Catania Rete Gas? E gli eventuali risarcimenti per il disservizio che è stato arrecato ai cittadini chi lo pagherà? La Catania Rete Gas? Cosa facciamo con tutti questi debiti poi in futuro? Mandiamo all'aria una partecipata del Comune? Intanto la Procura di Catania indaga per disastro colposo. 2 bimbi molto piccoli sono ricoverati, l'uno a Messina al Policlinico e l'altra a Taormina al centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo dopo aver ingerito rispettivamente un filo elettrico e una batteria. Ma sentiamo Francesco Triolo. Una bimba di 18 mesi si trova ricoverata in gravi condizioni al CCPM di Taormina per aver ingerito quella che sembrava una monetina ma che poi si è rivelata essere una batteria a bottone che nello stomaco ha rilasciato gli acidi causandole una profonda fistola e compromettendo seriamente il tratto gastrointestinale. A Taormina la bimba è stata trasferita dopo essere stata operata all'ospedale Garibaldinesima di Catania dove era arrivata dal pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro. La bambina è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico nel reparto di gastroenterologia. I medici le hanno estratto il corpo estraneo con un intervento in endoscopia, un'operazione durata 3 ore con gli acidi della pila particolarmente corrosivi che avrebbero danneggiato gli organi interni. Tolta la batteria, la bimba è adesso ricoverata in prognosi riservata al CCPM di Taormina per un monitoraggio intensivo della situazione e scongiurare che possano esserci interessamenti agli organi adiacenti come l'aorta e la trachea a causa della reazione chimica che ha provocato una lesione tra l'arco aortico e l'esofago. Le batterie a bottone rappresentano infatti un grave pericolo per i bambini piccoli, spesso attratti dalle loro dimensioni ridotte e dal loro aspetto. Le lesioni da ingestioni accidentali di batterie in realtà sono lesioni che possono essere estremamente pericolose e dipendono molto dalla sede della lesione quindi, e dal tempo di esposizione della carica elettrica. Le lesioni sono gravi quando interessano strutture vascolari, l'apparato digestivo, l'apparato respiratorio. Stabili invece le condizioni del bimbo di 2 anni originario di Scicli, ricoverato al reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina in prognosi riservata per ustioni alla bocca e al cavo orale. Il piccolo, arrivato dall'ospedale maggiore di Modica, eludendo il controllo dei genitori, avrebbe messo in bocca un filo elettrico che avrebbe rilasciato una scarica improvvisa. È in stretta osservazione, intubato precauzionalmente per proteggere le vie aeree. A Sciacca, recuperato dai vigili del fuoco, il corpo senza vita dell'agricoltore di 58 anni ritrovato ieri sera in un pozzo profondo 5 metri in un podere di sua proprietà in contrada Raganella. Sulla morte dell'uomo al momento non è esclusa alcuna ipotesi dall'incidente al suicidio. C'è chi sapeva a scuola, ma anche in paese. Non era un mistero che il preside del liceo artistico di Gran Michele, arrestato con l'accusa di violenza sessuale, avesse molestato alcune studentesse, compresa la quindicenne che lo ha denunciato. Le motivazioni di quella sentenza arrivano adesso, a distanza di poco più di 2 anni. Simona Mazzone. È stato il coraggio di una studentessa di 15 anni che, superando la vergogna e la paura di non essere creduta, ha denunciato il preside del liceo artistico Libertini di Gran Michele, Santo Di Geronimo, arrestato nell'ottobre del 2023 e condannato a 4 anni e 6 mesi. Adesso le motivazioni di quella sentenza sono state depositate. Secondo il GUP, quello che il dirigente faceva era risaputo, sia a scuola che in paese, anche se il suo successore, gli insegnanti e molti cittadini intervistati per il nostro telegiornale avevano condannato fermamente quell'atteggiamento. Subito è stato accertato che oltre alla quindicenne che ha sporto denuncia, anche altre 6 ragazzine avevano ricevuto morbose attenzioni dall'allora 61enne.
Le convocava qui, nel suo ufficio di presidenza, con la scusa del rendimento scolastico e iniziava i suoi approcci fatti di complimenti, sfioramenti, toccatine. Dammi un bacino, un abbraccio, diceva alle ragazze, intimorite anche da quella figura autoritaria, ma sussurrava anche di peggio: ti sculaccio se non studi, ti prendo a morsi se non fai la brava. Ma con quella quindicenne si era spinto oltre, ha provato a baciarla sulle labbra, bacio schivato dalla ragazza che quel bacio però lo ha ricevuto sul collo e che una volta a casa, sconvolta, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri di Caltagirone e lo ha denunciato. A Caltanissetta è crisi idrica senza fine. Nuove interruzioni per interventi da parte di Siciliacque hanno spinto il sindaco a chiedere ufficialmente all'ente gestore che la problematica venga risolta una volta per tutte. Rita Cinardi. È una crisi idrica senza fine quella che stanno vivendo da mesi i residenti di Caltanissetta, dove ancora oggi, nonostante gli invasi siano tornati a riempirsi, continua ad essere troppo presto per gioire. Questa volta a prendere in mano le redini della situazione, rivolgendosi proprio a Siciliacque, il sindaco Walter Tesauro, che si è detto stanco per una rete colabrodo che non fa che arrecare gravi disservizi alla città di Caltanissetta. Quello che viviamo è un quotidiano paradosso, perché dopo tanti mesi di siccità finalmente abbiamo l'acqua nelle vasche di raccolta, ma i nostri rubinetti continuano a restare asciutti per un disservizio strutturale, ha detto il sindaco Tesauro, che chiede a Siciliacque di sistemare la rete definitivamente per garantire ai cittadini una distribuzione costante. Vogliamo conoscere, ha detto Tesauro, i motivi che portano l'ente gestore a non intervenire con azioni efficaci e risolutive, facendo subire a utenti, privati e imprese un'interruzione periodica e un conseguente disservizio dovuto ad acqua che inevitabilmente arriva non potabile. Ciò aumenta il tempo di carenza idrica e sporca le vasche di raccolta. Procreazione assistita. Quasi 5.000 coppie sono in attesa della decisione del TAR che dovrà esprimersi sull'inserimento di questo servizio nel sistema sanitario nazionale. Desiree Ferlito. Procreazione assistita è attesa per oggi la decisione del TAR che dovrà esprimersi se inserirla nei livelli di assistenza essenziale, in parole semplici a carico del sistema sanitario e quindi gratuita per chi ne ha bisogno. La vicenda è controversa, la riproduzione assistita era già stata inserita nelle pratiche mediche essenziali 8 anni fa, ma continui rinvii non ne hanno permesso l'attuazione. Ostili le strutture private e i laboratori che sostenevano di non avere a disposizione abbastanza fondi. Quest'anno viene previsto un ulteriore finanziamento per i nuovi LEA e per la rimodulazione di 781 milioni. Per cui non è che mancano i soldi, è perché vengono gestiti male. 4.800 le coppie che in Sicilia accedono al servizio e che aspettano la decisione del TAR. E se oggi dovesse succedere che qualcuno sospende questo decreto, penso che succederà una guerra. In Sicilia, dove l'accesso è stato a pagamento sia nel pubblico che nel privato, la percentuale di bambini che nascono con la riproduzione medicalmente assistita non arriva neanche al 2%. L'altro nodo riguarda le potenzialità della sanità siciliana a fronteggiare le richieste dei futuri genitori, che dopo l'inserimento della fecondazione nei livelli essenziali di assistenza sono incrementate del 70%. 12 le strutture accreditate, 10 private, 3 pubbliche, di cui solo 2 funzionanti. Manca quanto è il fondo che la regione siciliana mette a disposizione per questa pratica medica e la contrattualizzazione di questo fondo con chi deve erogarlo. Questo è il punto vero. Non si capisce cosa stiamo aspettando. La provincia di Agrigento ha il primo ospedale di comunità. È stato inaugurato a Sciacca per offrire ricoveri brevi e interventi di bassa intensità. Davide Sardo. Eccolo il nuovo ospedale di comunità di Sciacca in provincia di Agrigento. È una struttura innovativa dedicata a ricoveri brevi e interventi a bassa intensità, pensata per migliorare l'assistenza sanitaria territoriale. Questo ospedale rappresenta una soluzione intermedia tra il domicilio e i presidi ospedalieri tradizionali, rispondendo alle necessità dei pazienti con cure meno complesse. È già previsto però che la struttura venga trasferita in futuro a Santa Margherita di Belice, nei pressi della locale Guardia Medica, per garantire maggiore prossimità alle comunità dell'area. Una struttura di passaggio tra l'ospedale e casa, dove saranno ricoverate le persone che hanno bisogno di un'assistenza tipo cronica tra i 30 e i 60 giorni, sia che provengono
dai medici di medicina generale, sia che vengono dimessi dagli ospedali. Sono 3 gli ospedali di comunità che sorgeranno successivamente, un altro nel distretto di Bivono e uno nel distretto di Agrigento. Un passo avanti verso una rete sanitaria più efficiente e centrata sulle esigenze del territorio. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo ad Agrigento per l'ipotesi più accreditata per l'avvicendamento alla presidenza della Fondazione su Agrigento, capitale della cultura. Tornati in studio Agrigento, capitale della cultura 2025, l'ex prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta verso la nomina presidente della Fondazione. Il progetto culturale è nelle mani del governo regionale. Sentiamo Davide Sardo. Maria Teresa Cucinotta, 67 anni, ex prefetto di Palermo, è tra i nomi più accreditati per la presidenza della Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, dopo le dimissioni di Giacomo Minio. Con una carriera iniziata nel 1985 nell'amministrazione civile dell'Interno, la Cucinotta ha ricoperto ruoli di prefetto a Messina, Caltanissetta, Lecce e Catanzaro. La sua candidatura appare favorita rispetto ad altri nomi emersi, come i magistrati Giovanni Ilarda e Massimo Russo, noto per il suo impegno antimafia, e l'avvocato Gaetano Armao. Il consiglio d'amministrazione della Fondazione deve ancora riunirsi per formalizzare l'uscita di Minio e definire il nuovo assetto. La nomina del successore, indicato dal governatore Renato Schifani, potrebbe richiedere almeno 2 settimane. Nel frattempo il progetto di Agrigento 2025 appare sempre più sotto il controllo del governo regionale, che sarà centrale nella gestione e nel rilancio dell'iniziativa. L'interrogativo è se la nomina del nuovo presidente comporterà delle scosse di assestamento anche all'interno del consiglio d'amministrazione. Da venerdì prossimo e fino al 6 febbraio a Palazzo dei Minoriti a Catania verrà allestita la mostra Mater Agata, pizzi, sete e merletti per abiti artistici che raccontano la storia della patrona di Catania. Il servizio di Simona Mazzone. 117 abiti capolavori sartoriali che raccontano con arte e maestria storia e tradizione di Mater Agata, la santa patrona di Catania. Una mostra straordinaria arricchita anche da gioielli, giunta alla 23esima edizione, organizzata dall'Accademia di Belle Arti di Catania e curata da Liliana Nigro, docente di storia del costume per lo spettacolo. Questi sono 12 abiti scelti dalle precedenti edizioni e indossati dalle modelle a Palazzo degli Elefanti in un'anteprima dell'evento, mentre tanta attesa resta per il nuovo allestimento. Questa mostra credo che sia il risultato di un percorso emotivo che è legato alla docente e agli studenti e che credo sarà veramente un regalo, un omaggio a questa figura di santa che rafforza l'identità di questo territorio e della sua popolazione. Novità di quest'anno è la partecipazione di 43 associazioni umanitarie che sostengono l'iniziativa. Inoltre 5 strutture sanitarie private offriranno visite mediche gratuite a persone fragili e bisognose. Creazioni uniche, lussuose, imponenti, realizzate con sete, pizzi e merletti. Autentici capolavori sartoriali accompagnati altrettanto di autentici gioielli incredibili realizzati da Maurizio Fragalà, ormai nominato il gioielliere delle dive. Quindi abbiamo messo il connubio affettivo, religioso, culturale. Agata diventa madre di tutti, anche se vergine, però è l'abbraccio corale del suo popolo, perché Agata è di tutti e di tutti noi che ci crediamo, che portiamo avanti questa tradizione. La mostra sarà allestita a partire dal prossimo venerdì e fino al 6 febbraio a Palazzo dei Minoriti con ingresso gratuito. L'Etna e le insidie della montagna. Dopo i tragici incidenti di domenica scorsa che sono costati la vita a 2 escursionisti nel nostro Sicilia 24 fa così. Oggi, subito dopo il telegiornale, la collega Eva Spampinato tornerà ad occuparsi dell'Etna. Lo farà in compagnia del vicequestore Antonino Ciavola, dirigente della squadra volanti di Catania, e in collegamento con Alessandro Bella, responsabile della Sicilia orientale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Particolare attenzione alla sicurezza in pista e nei fuoripista. Potrete inviare le vostre domande al 342 7455 005, ma seguire anche la puntata, oltre che su Telecolor, in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio.
Siamo al calcio, il Palermo, calciomercato, chiude per Magnani, attende che il Venezia trovi il sostituto di Poyampalo. Il Catania, dopo l'arrivo di Dal Monte, prova a chiudere altri colpi, ma sentiamo il servizio di Marco Carli. Semaforo verde per Magnani, giallo per Poyampalo in casa Palermo, il difensore rosanero, mentre per l'attaccante bisognerà aspettare che il Venezia trovi il sostituto. Il finlandese ha giocato anche l'ultimo match dei Lagunari contro il Verona, dunque potrebbe essere necessario del tempo in più. In C, ufficiale, Dal Monte al Catania, primo innesto della settimana conclusiva del mercato, classe 1997, scuola cesena, con cui ha anche esordito in Serie A. Ha giocato anche in B, 42 presenze, 5 gol per lui, e prima dell'esperienza in Campania anche con Vicenza e Spal, oltre che nella Super League elvetica con il Lugano. Dal Monte, che indosserà la maglia numero 77, è un giocatore che nel modulo di Toscano può andare a ricoprire il ruolo di trequartista o insieme a Stoppa o anche da solo alle spalle di due punte. Arriva in prestito dalla Salernitana. A proposito di attaccanti, a Cerignola domenica i rossazzurri si ritroveranno di fronte D'Andrea. Ne ha parlato così a corner l'allenatore dei pugliesi, Peppe Raffaele. Posso dire che se non riuscite a incidere a Catania, un po' di demerito anche lui, però è una piazza, Catania, dove fino a quando non si lotterà per vincere tutti vanno in difficoltà negli ultimi 2 anni. Altro mercato del Catania, in difesa soprattutto Pagliai, ma anche Allegretto sono 2 obiettivi, con il Picerno che può liberare l'esterno avendo preso salvo dal Messina. Continuano a piacere Stramaccioni e Pieraccini, così come in attacco oltre a Finotto c'è Ongaro del Novara, 7 gol nella prima parte di stagione. Resta in lontananza un'ipotesi Patierno dopo l'arrivo di Lescano all'Avellino. Potrebbero partire Rapisarda, che piace al Latina, e Gega, che interesserebbe alla Lucchese e al Foggia. E non c'è pace sulla panchina del Trapani, va via anche Ezio Capuano. A prendere il posto il tecnico palermitano Vincenzo Cangelosi. Franco Cammarasana. Non c'è 2 senza 3, dice il proverbio, e il Trapani non è da meno, perché dopo Alfio Torrisi e Salvatore Aronica fa fuori anche Ezio Capuano, arrivato a metà dicembre e già caduto dalle grazie del presidente Antonini. Un esonero per giusta causa, precisa il presidente Granata, a seguito delle condotte irriguardose e delle gravi offese rivolte all'interno del gruppo squadra, che ha chiesto all'unanimità l'esonero del tecnico. Da ciò si può dedurre il perché molti giocatori della rosa, Facundo Lescano compreso, abbiano chiesto di essere ceduti con il conseguente rifacimento dell'organico da cima a fondo. Anche i risultati non brillanti, ultimo dei quali la sconfitta per 2-0 di domenica con la Juventus Next Gen, hanno probabilmente inciso nella decisione di Antonini. Al posto di Capuano arriva Vincenzo Cangelosi, 61 anni, palermitano, per quasi 30 anni braccio destro di Zeman, nelle ultime 2 stagioni alla guida della Casertana, il primo anno in Serie D e lo scorso anno in C. Sul fronte mercato, ingaggiato l'attaccante norvegese Abel Steinrup, classe 2002, proveniente dal Top Os, squadra olandese di seconda divisione. Ma di arrivi ce ne saranno ancora degli altri. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 si chiude qui, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19. Adesso vi lascio ad Eva Spampinato con il nostro approfondimento dedicato oggi alla sicurezza sull'Etna. A tutti un buon pomeriggio.